Adria, 3 dicembre 2022, un'altra giornata interessante all'Istituto Alberghiero Cipriani con la collaborazione di CNA Rovigo. Oggi si è parlato di pane sotto la guida attenta del professor Crepaldi, ma soprattutto con l'importante insegnamento del signor Navarin del panificio Navarin, panificatore di Stanghella, uno dei più conosciuti artigiani del settore. Cosa porta a casa dopo una giornata così con gli studenti, con i prof dell'alberghiero? Per me è stata una grandissima soddisfazione vedere i ragazzi che comunque in questa giovane età si sono impegnati e hanno fatto vedere che il lavoro da panificatore gli piace. Sono stati bravi, come primo giorno hanno lavorato la pasta, hanno creato pane e per me questo è importante, molto importante, perché dobbiamo indirizzarli a un lavoro che piaccia, ma comunque continuativo. L'artigiano panificatore sta morendo purtroppo perché non c'è riciclo. Il valore aggiunto di un mestiere come il vostro, che decisamente è un mestiere difficile per gli orari, per un sacco di cose, non ultimo anche burocrazia, fiscalità eccetera, il valore aggiunto è la passione? È la passione e la soddisfazione che ti danno i clienti, oppure questi ragazzi. I clienti quando arrivano in panificio ti dicono era buonissimo il pane di ieri. Per me non esiste euro, ma è la soddisfazione di aver accontentato e di essere comunque ricercato nelle piazze come panificatore, come qualità. Noi adoperiamo solo prodotti genuini, non semilavorati, farine nazionali, farine create dal vero grano, e non facciamo aggiunta di nessun tipo di materiale chimico, quindi produciamo pane, la pizza viene fatta con la stessa farina e tutto quello che è inerente alla panificazione viene fatto con farine nazionali. Ecco, il professor Crepaldi riesce a trasmettere la sua stessa passione agli studenti? Allora, riuscire a trasmettere una passione che una persona a un'altra persona è difficilissimo. Bisognerebbe trovare materiale adatto, ragazzi che hanno voglia veramente di imparare. Qui a scuola abbiamo ragazzi che hanno tanta voglia di imparare, ci sono ragazzi che oltre a fare l'alternanza, come dicevo prima, a Navarin, in alberghi e ristoranti, chiedono di andare a fare l'alternanza, quindi il PCTO, nei panifici, perché hanno voglia di imparare qualcosa di diverso. Una cosa importante per noi però è avere la collaborazione di queste persone, cioè che vengano all'interno della nostra scuola, come Patrizio Navarin, e che insegnino loro direttamente qual è il lavoro reale che andranno a fare quando saranno nel PCTO, quando saranno poi alla fine della scuola a lavorare in un'azienda, in una struttura che può essere un panificio, un ristorante, un albergo. Qua oggi c'è una lezione meravigliosa sulla panificazione e vedo anche del grande interesse da parte dei ragazzi. Questo tipo di sinergia, questo tipo di collaborazione sicuramente sarà portata avanti negli anni qui all'Alberghiera di Adria, al Cipriani di Adria. Oggi quindi siamo qui all'Istituto Alberghiero proprio perché stiamo vedendo i giovani, appunto gli artigiani di domani, con le mani in pasta letteralmente a produrre un cibo di qualità, un cibo genuino, e questo è uno degli aspetti fondamentali del progetto che qui al Cipriani, grazie alla collaborazione con questa scuola ormai una collaborazione ormai rodata, stiamo portando avanti per accendere anche la curiosità dei giovani e sperare che appunto un domani i giovani riescano ad aprire la loro impresa e noi li supporteremo in questo processo. Noi tuteliamo gli interessi delle imprese artigiane che hanno manifestato una loro esigenza in questi ultimi anni, e cioè la mancanza di recuperare collaboratori qualificati, persone qualificate. Quindi questo rapporto con l'Istituto Alberghiero di Adria, un'eccellenza nel nostro territorio, ci dà la possibilità anche di verificare se ci sono delle figure professionali qualificate di inserire nelle nostre aziende artigiane del settore agroalimentare, e questo credo lo stiamo affrontando con molto interesse, ma anche con successo, perché ritroviamo i ragazzi pronti da inserirsi nel mondo dell'artigianato.